Manca ancora qualcosa dopo una stagione travagliata in cui ci si aspettava di più in un ambiente ormai spensierato. Amici di Sportisti Ciao da Salvo Giraci, siamo live dal Santissima Trinità e Giraci Unitas Sciacca, 30ª e ultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il Giraci si è aritmeticamente salvato settimana scorsa con lo 0-0 conquistato a Casteldazzo. Lo Sciacca invece sta lottando per ottenere il quarto posto, l'obiettivo di inizio anno, anche se i playoff non si faranno per il distacco di punti. A contenderselo anche Castellammare e Super Giovane Castelbuono, avversarie proprio in questo momento assieme al match dei neroverdi. Dunque sarà un pomeriggio da seguire. Le scelte dei due allenatori: Mirto fa debuttare tra i pali Edoardo Dragone, portiere classe 2002, dalle 35 presenze in Serie D. A sinistra il ritorno importante di Pane Bianco dopo la squalifica e quelli da titolare dopo quasi 2 mesi di Tripiano a centrocampo e Guadagnoli in attacco. Dunque 3-5-2 per il Giraci in maglia bianca e pantaloncini bianchi. Dragone in porta, Lopizzo, Ogbonda e Coco in difesa da destra verso sinistra, centrocampo Albanese, Tripiano, Scalisi, Giovagnoli e Pane Bianco in attacco, Ferruzza e Guadagnoli a disposizione, Barbagallo per la porta, poi Mannina, Diego Fernandez, Reghini, Romero, Gonzales, Pineschi, Marcio Fernandez e De Morra. Dall'altro lato invece Galfano non cambia nulla, nonostante il KO in casa contro la Pro Favara per 4-1, un cambio solo a centrocampo con Graci al posto di Bello, assenza di peso quella di Alieu Baldé assieme a Di Perna. Dunque il 3-5-2 dell'Unitas Sciacca in maglia nero-verde. Grotta in porta, in difesa da destra verso sinistra Baiatta, Cassaro e Ferotti, a centrocampo Fricano, Mattia Gulino, Concialdi, Graci e Di Mercurio, in attacco Iraci e Secan, a disposizione Di Maggio per la porta, poi Samuel Gulino, Bello, Tomasi, Pecorino, Dimino, Russo e King. Tutti comodi. È iniziata Giraci Sciacca con il possesso palla da parte della squadra madonita. Una partita con poche emozioni, quella di Casteldaccio settimana scorsa, però che è servita al Giraci per conquistare l'aritmetica salvezza, in modo tale da giocare un altro anno in eccellenza, la massima categoria dilettantistica regionale. Quello del prossimo anno sarà il quarto per i Blaugrana, oggi in maglia bianca. Lo Sciacca invece ha lottato per la zona playoff in questa stagione con l'obiettivo di disputarli, però soltanto che il distacco tra la Pro Favara seconda e il resto delle squadre all'interno della zona playoff hanno permesso l'accesso diretto ai spareggi nazionali di fine stagione per la squadra gialloblu. Dunque l'Unitas Sciacca sicuramente lotterà l'anno prossimo con lo stesso obiettivo, oppure chissà, magari quello della promozione diretta, per ambire al salto in Serie D. Serie D conquistata invece dalla Nissa dopo la vittoria di qualche settimana fa contro la Super Giovane Castelbuono, un 1-0 in casa che ha fatto gioire gli spettatori presenti allo stadio Marco Tomaselli. Una promozione diretta contesa con la stessa Pro Favara che riuscì a battere la Nissa proprio al Tomaselli. Non sono bastati però quei 3 punti, con la Nissa che ugualmente è riuscita all'assalto di categoria a raggiungere la Serie D dopo 11 anni dall'ultima volta. Una partita dunque relativamente tranquilla,
minimo di turnover per il Geraci, spensierato dopo una stagione sofferta soprattutto nel girone di ritorno in cui non si è riusciti a vincere. Adesso lo Sciacca ci prova con l'avanzata fino in fondo da parte di Giacomo Fricano, che insiste, pallone ripreso da Concialdi, lo va a toccare Albanese, è sempre lì il tentativo di recupero di Giovagnoli, che poi va a subire fallo, sarà punizione per il Geraci. Un enorme sospiro di sollievo, quel 1-0 contro l'Oratorio Marineo, proprio l'ultima gara giocata qui prima di oggi da parte del Geraci. Il gol di Fernandes all'86esimo ha permesso al Geraci di respirare. Oggi Fernandes riposa un po', parte dalla panchina. Vedremo un po' come se la giocherà la squadra di casa, anche perché l'avversario non è semplice da affrontare. L'Unitas Sciacca, che in questa stagione ha cambiato per 2 volte l'allenatore, la partenza con Lillo Bonfatto, il proseguimento con Davide Boncore, l'esonero e poi l'insediamento di Angelo Galfano, che ha permesso una striscia di risultati consecutivi notevole. Il tiro al volo, pallone sul fondo, la prima occasione del match. Opportunità per il Geraci. Che ha cercato di sorprendere Grotta. Riparte lo Sciacca con pensieri in più rispetto ai propri avversari oggi. Ovviamente vi aggiorneremo sul risultato di Castellammare Supergiovane Castelbuono, partita che tra l'altro potete vedere sul canale YouTube di Sportisili, quindi potete avere modo di fare tutti i switch che volete da un campo all'altro, da Castellammare del Golfo a Geraci Siculo e viceversa. Porta palla a Ferruzza, il piazzato in mezzo a cercare Guadagnoli all'interno dell'area di rigore. C'è il Castellammare in vantaggio, siamo soltanto al 4° minuto. Castellammare 1, Supergiovane Castelbuono 0, e dunque è un fattore già importante questo per gli sviluppi del pomeriggio. Il gol segnato da Malik Ba per il Castellammare, che al 2° minuto ha portato avanti la squadra trapanese. Dunque in questo momento la classifica del girone A di eccellenza siciliana dice Castellammare 49, Unitas Sciacca 45 e Supergiovane Castelbuono 44. Quindi il 4° posto, per come stanno le cose adesso, se lo prenderebbe il Castellammare, ripetiamo, in vantaggio per 1-0 sul Castelbuono. Lo Sciacca praticamente deve sperare
in una non vittoria del Castellammare per lottare concretamente per questo quarto posto. Terzo posto invece che sono andato a prendere il Mazara 46 a 51. Domani ci sarà la sfida casalinga contro il Casteldaccia, squadra che dovrà sicuramente vincere per sperare di non retrocedere direttamente. C'è una lotta veramente apertissima in zona salvezza, che fino alla settimana scorsa ha coinvolto proprio lo stesso Geraci. Ci sono dubbi sia sulla squadra che retrocederà direttamente, in questo momento sarebbe il Mazara, che però è a pari punti con l'Aspra penultimo, soltanto che i play-out non è detto che si giocheranno, data la distanza dei famosi 10 punti tra la penultima e la quintultima. Sopra la zona playout c'è la Folgore Castelvetrano in questo momento a 33. Apre la zona playout l'Accademia Trapani a 31. In caso di non disputa dei playout, a ora andrebbero giù in promozione Fulgatore e Aspra, oltre che al Mazara. Quindi ci sono dinamiche tutte da capire, tutte che si evolveranno nel corso del pomeriggio di domani, quando sempre alle ore 16:30 si giocheranno le altre partite in programma. Da seguire particolarmente Athletic Palermo Mazara, Nissa Aspra, Mazara 46 Casteldaccia, Pro Favara Accademia Trapani. Poi ci sono anche Fulgatore Folgore Castelvetrano e Don Carlo Misilmeri Oratorio Marineo. Anche la Folgore Castelvetrano si è salvata nello scorso weekend, così come l'Oratorio Marineo. Assieme al Geraci formano un trittico di squadre molto tranquille per disputare quest'ultima giornata di campionato e pensare anche al futuro. Fattore molto importante per Geraci e Folgore, dato che parliamo di due neopromossi. L'anno scorso hanno vinto i rispettivi gironi di promozione, mentre il Marineo è ormai una realtà consolidata di questo campionato di eccellenza. Si cerca di far girare questo pallone nel frattempo qui al Santissima Trinità, sempre 0-0 il risultato. Lo Sciacca cerca di fare la propria partita. Anche se dovrà avere a che fare con un Geraci che non intende mollare, che intende divertirsi. Guadagnoli mette il pallone giù, si ferma, poi cross in mezzo, la spallata cercata da Ferruzza, passaggio dietro di prima il servizio da parte di Scalisi, finisce sul fondo. Non abbiamo parlato dell'arbitro, oggi è Davide Quattrotto della sezione di Messina, alla quarta partita in eccellenza, la seconda con il Geraci. Infatti la prima fu quella con il Mazara finita 3-3 proprio qui a Geraci Siculo. Dragoni spazza via il pallone, arrivato lì in zona pericolosa, spazza Cassaro, però c'è Ferruzza. Gli assistenti invece sono Giuseppe Saracino di Ragusa e Antonino Spanò, anche lui della sezione di Messina. Tra l'altro quest'ultimo è stato chiamato nel giro delle ultime 24 ore, dato che era stato designato un altro assistente al suo posto.
Cerca di difendere il pallone Diego Ferruzza. Oggi tornato titolare, subentrato a Casteldaccia. Oggi condivide l'attacco con Giuliano Guadagnoli. Importante il suo ritorno. Dato che non è stato al meglio nel corso della scorsa settimana, una frattura alla mano. Infatti a Casteldaccia non è entrato. Ultima titolarità nella sfida in trasferta contro l'Aspra. C'è il raddoppio della Castellammare contro la Supergiovane Castelbuono, il gol di Calagna. Castellammare 2, Supergiovane Castelbuono 0. Sale Tripiano adesso per il Geraci che trova il varco. Giocata di prima voluta dal Geraci con Giovagnoli. C'è fallo qui. L'arbitro va a fermare l'azione. Classifica dunque che rimane immutata con il raddoppio del Castellammare. Castellammare al quarto posto a 49 punti, Sciacca quinto a 45, che adesso qui ci prova con Iraci. La risposta ravvicinata di Dragoni. Iraci però si è fatto male, a -1 dallo Sciacca la Supergiovane Castelbuono, che così rimane a 44, fuori dalla zona playoff. Si era avventato sul pallone Ben Iraci, uno dei giocatori fondamentali dello Sciacca. Tra i più qualitativi nel panorama del calcio siciliano. Qui invece c'è il fallo di Concialdi su Ferruzza, che tra l'altro ha praticamente i numeri della maglia staccati. Qui veste la numero 11. Questo problema praticamente si è verificato sin dall'inizio della partita. Lanciato Mattia Gulino, fermato però il centrocampista dello Sciacca. Pallone messo fuori dal Geraci. Mattia Gulino che ha compiuto 21 anni 2 settimane fa. Classe 2003. Ex Akragas. Che adesso viene medicato. Dallo staff medico dell'Unitas Sciacca. Giocato anche con la maglia della Cittanovese, perché è tornato a Sciacca dopo essere cresciuto nel settore giovanile nero-verde. Soltanto che poi c'è stata la chiamata della Vibonese, quindi si è trasferito, ha cambiato regione.
È rimasto lì in Calabria per giocare a Cittanova. Collezionato 11 presenze, di cui 10 in Serie D e una nella Coppa di categoria, per poi tornare in Sicilia, nell'Agrigentino, come detto prima a Kragas, e adesso Sciacca si rialza, il classe 2003, e sembra non farcela perché è pronto Charles King ad entrare. Esce infatti dal lato più comodo. Allora, primo cambio forzato per Angelo Galfano, dentro Charles King, ex Pro Favara, che prende il posto di Mattia Gulino, un pochettino in ombra nelle ultime settimane. Comunque il suo minutaggio ce l'ha avuto, seppur da subentrato. Pallone che arriva in tribuna con qualche paura. Geraci che potrà battere questa rimessa laterale, battuta affidata ad Antonio Panebianco. Prova a scambiare con Guadagnali, c'è il tocco avversario. Allora nuova rimessa per il Geraci, stavolta si va indietro dalle parti di Coco, oggi con la numero 10 sulle spalle, nonostante la propria posizione da braccetto di sinistra. Nativo di Geraci Siculo e capitano nelle ultime settimane, nonostante oggi la presenza di Panebianco, perché prima la fascia da capitano ce l'ha avuta lui, oggi si è preferito lasciarla alla classe 2006. Il rinvio di Grotta di testa, il colpo di Scalisi, cerca di riprendersela Tripiano, pallone giù. Allora Graci per la corsa da parte di Irazi, fermato con fallo da Scalisi, e calcio di punizione per lo Sciacca. La battuta Piero Concialdi. Parte Concialdi a giro di testa, il colpo di Guadagnoli. Il pallone rimane in zona pericolosa, regalato da parte di Giovagnoli. La rimessa laterale per lo Sciacca. Concialdi, cross in mezzo, secondo palo, King colpisce di testa, ma c'è la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente arbitrale che ha alzato la bandierina. Dunque punizione già battuta per il Geraci, squadra che non perde da 5 partite, una vittoria e 4 pareggi in questa striscia. Invece lo Sciacca ha perso con la Pro Favara settimana scorsa dopo
una striscia di 7 risultati utili. Rubato il pallone a Concialdi, gioca dietro il Geraci, Pane Bianco fermato di poco, c'è però Bartolo Coco a far ricominciare l'azione. Adesso Lopizio morbido, risposta di testa della difesa dello Sciacca con Boiata. Si ritorna dietro da Grotta. La corsa voluta da King, fermato da Scalisi, lanciato Guadagnoli. Pallone per la presa di Giovanni Grotta. È rimasto a terra però Charles King, ricordiamo subentrato al posto di Mattia Golino. Chiaramente Galfano non vorrebbe un'altra defezione in itinere. Si è rialzato regolarmente il classe 2000. Concialdi marcato da Ferruzza, che praticamente ha la maglia con i numeri tutti staccati, quindi Ferruzza praticamente non ha più il numero sulle spalle. Ruba palla allo Sciacca in posizione pericolosa, Iraci si gira al limite, non scarica, cerca di servire adesso il piazzato da parte di Fricano. C'è il gol da parte dello Sciacca, l'1-0 da parte di Giacomo Fricano, che così torna a segnare per la prima volta dopo 3 anni. L'ultima volta in un Roccella Rotonda di Serie D era il 14 marzo del 2021. Adesso segna il suo primo gol in campionato, 1-0 per lo Sciacca. Sblocca la gara Giacomo Fricano. Un gol, come detto, storico per la sua carriera, quando appunto vestiva la maglia del Rotonda. Colpo di testa di marca bianca oggi del Geraci, arrivato direttamente a Grotta. Fallo da parte di Scalisi. L'arbitro lo grazia, allora punizione battuta dallo Sciacca, che adesso ha praticamente risposto ai 2 gol del Castellammare contro il Castelbuono. Classifica che adesso dice però sempre Castellammare al quarto posto con 49 punti. Sciacca quinto a 47. Giù il Castelbuono a 44. Si è fatto male Dragone.
nel contrasto di poco fa. Oggi titolare Edoardo Dragone, l'ultima volta in campo prima di oggi, il 15 aprile dell'anno scorso, giocava con la maglia del Casale in Serie D. La partita fu in casa della Sanremese. C'è il gol della super giovane Castelbuono. A Castellammare ha segnato Grandis, dunque accorcia la super giovane. Castellammare 2, super giovane 1. La classifica però rimane sempre quella, con il Castellammare al quarto posto a 49 punti. Lo Sciacca, lo ripetiamo, a 47. Dato che la super giovane si trova sempre in svantaggio, rimane al sesto posto con 44 punti. Dunque già 3 gol al Matranga. Un quarto posto che ormai è diventato un obiettivo per la storia di queste 3 squadre che se lo contendono oggi, ma che non significherà la parola playoff. Non sembra essere niente di grave su Dragone, che però non ce la fa, e allora cambio forzato anche nel Geraci. Sfortunato in classe 2002, entra Barbagallo. Bravo Edo! Bravo! Di conseguenza sfortunata la sua avventura al Geraci. Barbagallo ancora non è entrato, dato che i calzettoni non andavano bene. Probabilmente non si aspettava di subentrare oggi. Alla fine è successo. Dunque entra Gabriele Barbagallo. Dalla serie come se non fosse cambiato nulla. Dunque un cambio per parte. Prima si è infortunato Mattia Gulino al suo posto, è entrato King. Poco fa si è infortunato Dragone tra i pali del Geraci, è entrato Barbagallo. Non si gioca realmente da un bel po', se ci facciamo caso. Doveva essere vacanza per lui. Per Barbagallo non è stato così. Cercato Iraci, risponde Coco. Il petto di Giovagnoli. Ogbonda controlla con una serie di ginocchiate, poi la lancia in profondità verso Guadagnoli. Pallone messo dietro alla ricerca di Ferruzza. In qualche modo anticipo falloso di Albanese. Anche in questo caso l'arbitro è buono, non estrae il cartellino giallo. Punizione per l'Unitas Sciacca, meno di un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo, dove abbiamo visto poco, a parte
Una conclusione finita poco sopra la traversa da parte del Geraci. Ovviamente il gol del vantaggio dello Sciacca con Fricano al 25esimo. Battuta della rimessa laterale, lotta Sican, sulla posizione guadagnata dallo Sciacca, battuta immediatamente, sale Graci, allarga per Iraci, pallone ribattuto, e allora rimessa laterale, resta in zona offensiva l'unità Sciacca. Che ancora una volta ha visto Iraci come punta, così per come lo è stato contro la Pro Favara. Pallone in mezzo, allontano Ogbonna di testa, c'è però un fallo in attacco. Utilizzo di Iraci come punta a maggior ragione oggi, dato che Baldé non è disponibile. Senti anche Niosi e Di Perna nello Sciacca, mentre il Geraci qui prova ad approfittare di questo pallone regalato da parte di Grotta, però c'è posizione di fuorigioco. In Geraci mancano Gnassi e Balsano. Gnassi settimane fa si diceva che potesse giocare. Oggi Mirto ha preferito non rischiarlo per evitare ricadute. Tutto rimandato alla prossima stagione. In caso di conferma, Pane Bianco con la suola se la porta avanti, non la serve, non calcia verso la porta, nonostante diverso spazio a disposizione. Se l'è portata sempre di più verso l'interno. Balsano invece è infortunato da più tempo. Per concludere il discorso sui indisponibili del Geraci, l'anticipo di Secan. Ferruzza riesce a servirla dietro da Scalisi. Coco, Pane Bianco si ferma, c'è Scalisi davanti a lui, alla fine si va da Prince Ogbonda. Sale Lopizio, stava arrivando a Giovagnoli, anticipato sul più bello da King, e allora rimessa laterale. Giovagnoli prova il cross, pallone in piena area di rigore, Guadagnoli, Ferruzza, e lì Tripiano stava per calciare, alla fine ci pensa Lopizio per la conclusione, pallone largo. Un po' statici i giocatori del Geraci in questa circostanza. Fricano allarga, Iraci
va giù da Baiata, ancora Africano, l'autore del gol, Concialdi, Africano, il servizio arriva per Beniraci, Concialdi si va dall'altro lato, lo slalom compiuto da Di Mercurio, c'è calcio di punizione, elemento anche lui importantissimo, Dennis Di Mercurio, classe 93, sempre titolare in questa stagione quando è stato squalificato, ovviamente non ha giocato, ex Canicattì. La punizione per lo Sciacca, c'è Iraci sul punto di battuta, invece c'è il destro sul fondo, da parte dello stesso Di Mercurio. Chiusura fuori qui di Ferotti, rimessa a Geraci, ancora non ha impensierito con pericolosità Grotta dopo aver subito il gol di Africano. Occhio però a Scalisi, se la porta fino in fondo, non c'è intervento irregolare secondo l'arbitro, rimessa dal fondo per Giovanni Grotta. La battuta della rimessa laterale, si torna dietro da Barbagallo, Coco, Scalisi, si va da Ogbonda, Pizio Albanesi, la tocca di prima, Ferruccia stava approfittando del rimbalzo del pallone sul terreno di gioco, ha subito un colpo, non c'è stato fallo secondo l'arbitro, pane bianco, non è fortunato adesso Africano, pallone per Concialdi, lo scambio con Graci, va a recuperare tutto Ogbonda, chi sale palla a piede, Africano si mette davanti a lui, Ogbonda lamenta anche lui un colpo e si va a prendere il calcio di punizione. E allora opportunità per il Geraci, squadra che guadagna metri. Guadagnali, pane bianco, Ogbonda, sventagliata troppo lunga per Guadagnali, pallone in rimessa laterale.
Aspetta qualcuno Pane Bianco per la battuta della rimessa. Tripiano suola dietro. Pallone di Pane Bianco per Scalisi, punta in mezzo, non riesce a calciare Ferruzza, cerca di allontanare Iraci, la prende alla fine Grotta. Opportunità per il Giraci. A proposito di numeri che si staccano dalla maglietta, è accaduto a Ferruzza con il numero 11. Tra poco accadrà anche a Giovagnoli con il numero 7. Troppo forte, Giù un giocatore dello Sciacca. Gioco che si va a fermare ancora una volta nel corso di questo primo tempo. Da capire infatti i minuti di recupero. Qualche indicazione intanto per Mario Secan da parte di Angelo Calfano. L'ex Visilmeri ne approfitta anche per bere. Si è rialzato invece Alessio Ferotti. Costretto a uscire momentaneamente. Pallone riconsegnato a Grotta. 20 secondi sarà recupero. Scalisi, 2 palleggi, scarico su Pane Bianco. Tripiano lotta ancora con la suola. Alla fine tutto spazzato nella zona di Barbagallo. Lopizio. si portano un portiere che... Albanese verso Guadagnoli, di testa Ferotti. L'alzata di Mercurio è rimessa per il Giraci. È come si è infortunato. Anche il recupero di Concialdi, pallone tra le linee, lo recupera Pane Bianco. Cerca di costruire qualcosa il Giraci prima di entrare negli spogliatoi. Adesso Pane Bianco di prima Ferruzza verso Guadagnoli che era già scattato però. Iraci. Passaggio dietro, ma impreciso. Il servizio di Graci. Poi Pane Bianco ha trovato quasi un sombrero in corsa. Il pallone però è andato fuori. Cambio rimessa. Passano i secondi. Va Pane Bianco. Anticipato Ferruzza da Baiata. Pallone di King per Secan di prima per Iraci. Avanti in area di rigore. Iraci fermato all'ultimo da Coco. Era un passo dal calciare verso la porta. Ben Iraci. E invece no. Intervento fondamentale di Bartolo Coco. Triangolazione di prima perfetta praticamente dello Sciacca. All'ultimo Iraci fermato. Si riprende a giocare con il pallone per Grotta. Di testa la sponda di Secan verso Iraci.
a vuoto albanese, Lopizio leva via, stesso palla ancora da parte dello Sciacca. Vai, vai! Io mi sono Finisce il primo tempo con lo Sciacca in vantaggio. Sta decidendo il gol di Giacomo Fricano al 25esimo. Iraci ha avuto l'opportunità per raddoppiare poco fa, è stato bloccato da Coco a un passo dal tiro, l'ex Misilmeri. Allora, squadre che raggiungono gli spogliatoi con il Geraci che è andato vicino al vantaggio sullo 0-0 con un tiro che ha sorvolato la traversa. Poi c'è stato il gol di Fricano. Essenzialmente sono state queste le due grandi occasioni, i due grandi spunti di questi primi 45. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa, sempre live dal Trinità. E vissero tutti felici e contenti. Con questa espressione terminano le favole, ma non questa. Questa è ancora alla ricerca di un finale. Buongiorno e buona domenica amici di Sportisi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la finale di Coppa Trinacria che vede affrontarsi Real Sicilia e Palermo Futsal Club. John va in avanti, allarga il gioco, Gennaro, palla in mezzo per la Fiora! E poi il palo! Subito a negare il gol al Palermo Futsal Club che dopo soltanto 30 secondi va subito vicinissimo al vantaggio. La Fiora vuole calciare lui, Calamia, poi Gennaro e ancora una volta super gambino. La Fiora calcia! Vito La Fiora la mette lì dove Calamia non può mai arrivare e sblocca il risultato 0-1 per il Palermo Futsal Club. Chi se non Vito La Fiora? Catania sbaglia tutto, qui regala Grillo che può ripartire, lo ferma però Chinnici, è un 2 contro 3, Gennaro con la punta e ancora Calamia super protagonista di questo match, Giuseppe Calamia ci ha provato con la punta Gennaro, non ci è riuscito, palla in calcio d'angolo. Pucci per Zangara che può puntare la difesa, Zangara e perde Chizzi, mette la mano nel punto giusto ed è calcio d'angolo, che tiro di punta di Zangara. Presidente Lentini ma anche Mister Good vorranno scongiurare tutto ciò. Va Grillo con il è uno schema che funziona! D'Amico 1-1, la ripresa Real Sicilia con D'Amico. Un grandissimo schema come il Palermo Futsal Club, anche il Real Sicilia trova il modo di pareggiare e lo fa con un calcio piazzato. Grillo apre, D'Amico conclude 1-1. Gennaro adesso è un momento favorevole per il Real Sicilia. Gennaro le finte, calcia, Calamia va giù con ginocchio, poi cerca un intervento irregolare che non c'è però. Si complica tanto la vita Lorenzo Chinnici, che serve anche per Di Chizzi, pressione molto alta di Real Sicilia. Bilitteri apre benissimo Chinnici, è un 2 contro 1, Bilitteri per Gennaro, guarda la porta, va al secondo palo, Bilitteri! La palla è entrata dopo anche una deviazione, magia assoluta di Lorenzo Chinnici che pulisce il pallone, contropiede ed è 1-2. Poi D'Amico, ancora Grillo, vuole il sinistro e calcia per Di Chizzi, poi Zangara mette in mezzo, palla che passa per De Simone e per Di Chizzi mette tutti d'accordo, intanto dentro anche Lorenzo Lopez per Lorenzo Chinnici e poi direttamente alle parti di Calamia. Adesso controlla il Real Sicilia, Zangara la controlla per Di Chizzi, poi Grillo e Chinnici si immola per parare questo tiro. È vivo più che mai Real Sicilia, cerca uno spiraglio in mezzo a due maglie nere, riesce anche a passare Zangara, che qualità. Poi per Di Chizzi su John va giù, rischia tanto Zangara qui, poi la Fiora sul sinistro, Calamia, Gennaro 1 del risultato, non la riesce a portare lontano Calamia, Gennaro ne approfitta il tap-in e fa 1-3, Tris Rosanero.
Sanchez prova il destro, si distende per Di Chizzi ma non la tocca. Poi da amico per Grillo, salta per Di Chizzi, ma poi con il piede riesce a negargli la conclusione diretta verso la porta. Ancora un'altra volta miracolo di Verdi Chizzi, che la tiene lì molto bene. La Fiura avanza, può calciare, Calamia mette sopra in calcio d'angolo. Invece Gennaro chiede una palla in profondità, la riceve adesso Gennaro, avanza Gennaro con la punta, non è preciso, forse col sinistro avrebbe potuto fare di più. Palla fuori con Calamia che riparte a 1000 verso Sanchez. Pace col sinistro, le finte, Pace calcio e riapre la partita. Antonino Pace col destro, non è il suo piede, buca per Di Chizzi. 2-3. Gennaro verso Chinnici che spazza, poi Gennaro non arriva, fischietto in bocca, Triplice fischio e vince la Coppa Trinacria il Palermo Futsal Club con il risultato di 2-3 al termine di una finale super contro il Real Sicilia. Sapevamo che dovevamo soffrire, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove potevamo chiuderla sicuramente prima, però la nostra squadra è questa, abbiamo sofferto in tante partite, oggi però i ragazzi hanno fatto una prova superlativa perché comunque giocare in 10 più tutto il secondo tempo quasi, i supplementari, insomma. Mi dispiace che ho perso due pedine che per noi in questo momento, due centrocampisti, però va bene, mi rientrano Carioto e Rappa. Insomma. Ci tenevamo a passare questo turno perché abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, cioè, punti alla mano siamo stati primi in classifica con i punti che abbiamo fatto e quindi insomma, non abbiamo subito gol. Sono contento per i ragazzi perché lavorano veramente tanto, quindi la vittoria è loro sicuramente. E ci siamo messi là perché comunque con Peppe siamo amici e quindi non c'è stato problema, va bene comunque. Sì, eravamo purtroppo squalificati, io ancora per qualche partita non posso stare in panchina, però qui il campo l'ha detto è come se fosse la mia panchina. I playoff sono un campionato a sé. Perché comunque è vero che c'è il doppio risultato ma ce l'hai dopo i tempi supplementari, quindi insomma, secondo me come era aperta questa è aperta anche quella, sono tutte aperte le partite perché qua ci vogliono energie, ci vuole panchina e ti ripeto, l'unica cosa che mi dispiace è che ho perso due elementi avendo una rosa un po' ristretta. Purtroppo questo lo paghiamo. Ha fatto un'ingenuità, non è da lui perché comunque se noi in un campionato forse ha preso un'ammonizione o massimo due, quindi lui mi ha detto che è stato stretto con le mani, come si vuol dire, nelle parti basse ha avuto l'istinto, però ha fatto un'ingenuità, non bisogna farla, però ormai è successo, fortunatamente non l'abbiamo pagata del tutto.
È iniziato il secondo tempo di Geraci Unitas Sciacca, 30ª e ultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Sta decidendo il gol di Fricano al 25esimo che ha portato avanti i neroverdi. Adesso c'è una punizione proprio per la squadra ospite, che adesso gestisce questo pallone. Nessun cambio nell'intervallo, ce ne sono stati 2 nel corso del primo tempo. Prima al 19esimo si è infortunato nella Sciacca Mattia Gulino, è entrato al suo posto King. Invece al 31esimo si è infortunato Dragone, il portiere del Geraci, che oggi debuttava proprio con la maglia dei Madoniti. Si è infortunato, è entrato Barbagallo, colui che ha fatto il titolare in questa stagione. Geraci in maglia bianca, solito 3-5-2 per Gaetano Mirto. Dunque adesso Barbagallo in porta, Lopizzo, Ogbonda e Coco in difesa, Albanese, Tripiano, Scalisi, Giovagnoli e Pane Bianco a centrocampo, Ferruzza e Guadagnoli in attacco. Sciacca che è in tenuta nero-verde, anche in questo caso 3-5-2 per Angelo Galfano, Grotta in porta, Baiata, Cassaro e Ferotti in difesa, Fricano, adesso King, assieme a Concialdi, Graci e Di Mercurio a centrocampo, Iraci e Secan compongono la coppia d'attacco. L'arbitro è Davide Quattrotto della sezione di Messina, assistito da Giuseppe Saracino di Ragusa e Antonino Spanò, anche lui della sezione di Messina. Recupera palla il Geraci, sale con 4 uomini, larga tutto nella zona di Ferruzza, si accentra, prova ad evitare l'avversario, tiro respinto. Lo Sciacca controbatte, pallone verso Sican, il recupero di Coco, che prima della fine del primo tempo aveva bloccato Iraci vicino al tiro, adesso l'ha fermato Sican. A disposizione in panchina nel Geraci Mannina, Diego Fernandez, Reghini, Romero, Gonzales, Pineschi, Marcio Fernandez e De Morra. Invece nello Sciacca Di Maggio per la porta, poi Samuel Gulino, Bello, Tomasi, Pecorino, Dimino e Russo. Avanti ancora la squadra di casa. Giovagnoli calcia dalla distanza, non trova la porta. Ancora non è arrivato un tiro verso lo specchio della porta per il Geraci. Ricordiamo che si sta giocando in contemporanea Castellammare Super Giovane Castelbuono. Da questo risultato e ovviamente da ciò che farà lo Sciacca dipenderà la squadra che si piazzerà definitivamente al quarto posto in questo girone A di eccellenza siciliana. Punteggio ancora sul 2-1 per il Castellammare. I gol di Ba e Calagna. Poi per il Castelbuono ha accorciato Grandis, partita che potrete seguire sempre sul canale YouTube di Sportissimi e seguire questa lotta live al quarto posto. Castellammare che è padrone del proprio destino, che
con una vittoria, e nonostante una vittoria da parte anche dello Sciacca non cambierebbe nulla in classifica, con il Castellammare attualmente al quarto posto con 49 punti, Sciacca quinto a 47, Castelbuono sesto a 44. Al momento si chiuderebbe così il campionato di queste tre squadre. Calcio d'angolo per il Geraci, battuto corto, velo di Trepiano, allontana l'autore del gol Giacomo Fricano, che così con il gol di oggi ha segnato dopo più di 3 anni. L'ultimo gol lo ha segnato con la maglia del Rotonda in Serie D in trasferta contro il Roccella, era il 14 marzo del 2021, c'era Davide Boncore in panchina. Pallone in verticale che stava arrivando a Ferruzza, stava recuperando Albanese, l'ultimo tocco però è nero-verde, e allora calcio d'angolo, un altro per il Geraci, stavolta dall'altra bandierina. Battuto in mezzo, primo palo, non c'è il colpo verso la porta. Allora si riparte da Coco, occhio però alla pressione di Iraci, Ogbonda si rifugia da Barbagallo. Di testa il colpo di Baiatta, l'alzata di Coco è rimessa per lo Sciacca. Ogbonda, la gestione per Ferruzza, commette però fallo su Di Mercurio, cartellino giallo per l'ex Sant'Agata. Primo ammonito della partita, Diego Ferruzza del Geraci. La battuta della punizione da parte di Cassarò. Pallone che si perde fuori. Resta avanti lo Sciacca. Il tocco di Iraci, largo per Graci. L'azione non si concretizza, il pallone è uscito e allora calcio d'angolo per la squadra di Galfano. Rimane così in proiezione offensiva. A bordo campo, nel frattempo riscaldamento per entrambe le panchine. Pallone in mezzo di Concialdi, colpo di testa in rete, il gol dello Sciacca che così fa 2-0. Probabilmente c'è stato un tocco anche da parte di un difensore del Geraci. Il gol dello Sciacca, esulta Baiatta, va ad abbracciare i membri della propria panchina. 2-0 dei neroverdi. Silvestro, sei meglio tu. Cambi nel Geraci, escono Ferruzza, Albanese e Trepiano. Pardon, non esce Ferruzza ma Guadagnoli. Dunque fuori Albanese, Guadagnoli. E Trepiano. Sono entrati Fernandez, Gonzales.
E Pineschi. Triplo cambio dunque per Gaetano Mirto. Tra poco vi daremo conferma del marcatore dello 0-2. O Baiata oppure autogol. Lancio profondo, colpo di testa che riesce a Giovagnoli. Si fa male Ferruzza in piena area di rigore. Fricano. Pallone perso, ma Ferruzza rimane a terra. Si rialza Diego Ferruzza. Fernandez consegna il pallone a Grotta, dunque lo Sciacca riparte. Nella circostanza del gol del 2-0 l'ha toccata Ogbonda, da capire il momento, se l'ha presa prima lui o Baiata. C'è stato praticamente un colpo di testa all'indietro. Giovagnoli con il numero 7 sulle spalle, quasi staccato del tutto dalla maglia. Gonzales si accentra, servizio provato da parte sua. Adesso Coco, cross morbido, secondo palo troppo lungo per Ferruzza. Confermiamo il gol di Baiata. Non è autogol del Geraci, dunque ha segnato Baiata per il 2-0 dello Sciacca. Primo gol in campionato anche per il classe 97. Lui non segnava dal 28 agosto del 2022. Vestiva la maglia dell'ex Mazzaresi. In quella occasione fu derby con il Mazzara, formalmente in casa. Erano i 16esimi d'andata della Coppa di Eccellenza Siciliana della scorsa stagione. Spray per Iraci. Pardon, per Cassaro. Entrambi sono pelati, dunque c'è stato un minimo di confusione.
Sono state diverse le interruzioni nel corso di questa partita, con lo Sciacca che il suo lo sta facendo, non basta però, lo ricordiamo, per conquistare questo tanto sperato quarto posto. Dipende sempre dal risultato di Castellammare del Golfo. La sfida tra Castellammare e super giovane Castelbuono. Ancora sul risultato di 2-1 per i trapanesi, padroni del quarto posto al momento. Fernandez, Giovagnoli, Scalisi, d'esterno, tutto sugli avversari, poi Gonzales manda alto. Visibilmente senza pensieri questo Geraci, dato che la squadra di Mirto già si è salvata. Invece non con tantissimo sforzo lo Sciacca ha conquistato questi 2 gol. Pineschi, doppio passo, riesce ad andare fino in fondo, stava arrivando il pallone a Giovagnoli. Coco, pallone troppo lungo per Ferruzza. Intanto Galfano dà qualche indicazione a Sadiq Bello in panchina, probabilmente il prossimo ad entrare nello Sciacca. Di prima Concialdi, il colpo di testa di Secan che va a contrasto con Coco. Fallo. Gonzales in verticale, non si capisce con Pineschi. Concialdi segue il movimento di Mercurio, il recupero di Gonzales, si allarga Pineschi in area di rigore, sta facendo grotta, Pineschi morbido in mezzo, la presa del portiere dello Sciacca che è rimasto a metà strada perché stava andando incontro a Pineschi, poi ha fatto qualche passo indietro per tornare a difendere i propri pali. Adesso commette fallo il brasiliano.
anche lui under classe 2004, arrivato in inverno dal Mauá. Ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dello SCA, poi una parentesi in Portogallo con l'Under 19 del Boavista. Mauá appunto, adesso girarci in Italia. Altro calcio d'angolo per lo Sciacca. L'ultimo prima di questo qui ha portato al gol Emanuel Boiata. Batte il solito Piero Concialdi. Finta, adesso arriva Africano. Invece Concialdi va in mezzo, cerca di staccare Secan, commette fallo su Barbagallo e Ogbonda. 2 in 1. Si rialzano entrambi. Cambio nel Geraci, esce Ferruzza, entra De Morra. In campo dunque l'argentino classe 2000, non partiva dalla panchina dal 18 febbraio, dalla sfida sempre qui alla Santissima Trinità contro il Castellammare. Il tacco di Secan, quasi ad allungarsela da solo. Resta giù, poi Pane Bianco mette il pallone fuori. Per poter assistere l'avversario rimasto a terra. Piccolo stop per Mario Secan con 2 sostituzioni forzate. Si è caratterizzata un po' questa partita. Non sembra però esserci la sostituzione per l'attaccante nero-verde. Tutto ristabilito. Gonzales, Ogbonda. Pallone verso Pane Bianco, ancora Gonzales, Scalisi più libero rispetto agli altri. Verticalizzazione verso Fernandez.
non riuscita. King, il tacco di Iracic, calcio di punizione guadagnato dallo Sciacca. La battuta di Cassero, classe 82, giocatore più anziano della categoria. Combatte ancora Di Mercurio, alla fine è rimessa Geraci. Fernandes, alzata De Morra di testa per la corsa di Scalisi, lancio lungo verso Marcio Fernandes, di testa sbagliata, nota Fernandes. Alla fine lo Sciacca ne esce non completamente. Rimessa laterale per il Geraci, sotto di 2 gol. Praticamente con quasi tutti gli attaccanti in campo, manca soltanto Guadagnoli che è stato sostituito. Ogbonda di forza allontana. Il lancio di Concialdi, Coco, doppio rimpallo favorevole. Iraci infatti ha lamentato il tocco con la mano, non c'è stato secondo l'arbitro. De Morra, apertura dritta per dritta per Pane Bianco. Meno di 20 minuti più recupero alla fine. Giovagnoli, Scalisi, pallone per De Morra, pallone morbido in mezzo, c'è il tiro provato e poi il palo praticamente a sfiorare la rete. Il Geraci, il legno colpito da Giovagnoli, ha scheggiato il palo. È rimasto a terra Grotta. Occasione più importante per il Geraci e della partita, se escludiamo i 2 gol dello Sciacca. Sciacca che sta preparando un cambio. Tutto ok per Giovanni Grotta. Non si andrà adesso con il cambio. Dato che l'arbitro non ha dato
l'occhiata nella zona delle panchine. Adesso si può andare. Entra in campo Samuel Gulino al posto di Secan. Finisce dunque il campionato di Mario Secan, 13 gol in stagione, di cui 10 in campionato. Spazio per Samuel Gulino, classe 2006. Altro giovane buttato nella mischia. Pane bianco, avanza il Geraci, manda il pallone da Fernandez, sponda per Scalisi, pallone riconsegnato a Fernandez che lo lascia lì in attesa di Pane bianco che si era inserito. Poi Abbonda, falloso su Iraci, cartellino per il nigeriano. Il secondo della partita, pareggio della super giovane Castelbuono a Castellammare, il gol di Palma, Castellammare 2, Castelbuono 2. Angelo, E adesso chiama a Mariano. la classifica cambia È finito. con questo gol del Castelbuono. Castellammare e Sciacca sono a pari punti, entrambi a 47. Castelbuono sempre sesto ma a 45. Castellammare però sopra rispetto allo Sciacca. Pallone in mezzo, secondo palo, lo Pizio mette in calcio d'angolo. Castellammare in vantaggio negli scontri diretti contro lo Sciacca. 4 punti nella classifica avulsa contro uno solo dei neroverdi. Pallone in mezzo di testa, il colpo provato proprio dal nuovo entrato Samuel Gulino. C'è il fischio dell'arbitro però che ferma tutto. Il rilancio di Barbagallo. Samuel Gulino stavolta si prende il giallo. Chiede spiegazioni all'arbitro. Ci deve essere l'assistenza per Scalisi, rimasto giù a terra. Unitas Sciacca che dovrebbe sperare nella sconfitta del Castellammare per prendersi il quarto posto. Dunque andrebbe così a pari punti con la super giovane e sarebbe anche in vantaggio negli scontri diretti, con ben 6 punti su 6 nella classifica avulsa.
10 minuti alla fine. Sciacca sempre in vantaggio, i gol di Fricano e Baiata. Altro intervento su Ogbonda che viene rialzato. Pallone in gioco, cross provato da Graci. Ce l'ha rimessa laterale ancora per i neroverdi. La battuta su Concialdi, deve evitare Pineschi, allora va dietro direttamente su Grotta. Ponda di testa anche Pineschi, sale il Geraci adesso con il pallone per il brasiliano. Pineschi si ferma, si accentra, tiro deviato, allontana la difesa nero-verde. Tocco Scalisi, riceve il pressing di King, Scalisi commette fallo, punizione immediatamente battuta. A cercare Iraci, la corsa di Panebianco, sale col mancino, fuori di poco. Conclusione molto interessante di Antonio Panebianco. Premio corto da parte di Grotta, ma Concialdi non ha problemi per lanciare Iraci. Si va da Barbagallo. Sciacca che adesso preferisce più difendersi che attaccare. Vantaggio rassicurante per come si sono messe le cose, quello di 2-0. Occhio al pallone in verticale, lo riprende Gonzales, si continua a giocare Giovagnoli, largo da Pineschi, cross in mezzo, non la vede Gonzales, girato dall'altro lato rispetto al pallone. Giovagnoli recupera dopo il pallone toccato da Di Mercurio. Giocate di prima, Fernandez appoggia in mezzo, Gonzales prima, adesso Pineschi che non ha modo di spingere in porta, vicinissimo al suo primo gol in Italia Renan Pineschi. Azione ben costruita dal Geraci, era riuscito tutto alla perfezione, Pineschi non ci è arrivato.
Ancora Fernandez per Pineschi, non c'è l'aggancio, non è messo fuori dallo Sciacca. Lopizzo supera Samuel Golino. Fernandez, tacco, il tiro di Lopizzo ribattuto subito. Azione insistita del Geraci, Scalisi un po' sulle gambe, dato che non riesce a scattare dopo il passaggio di De Morra. Grande occasione per Pineschi. Bonda la prende male di testa. Allora pallone fuori. Alla fine Bellò è tornato a sedersi in panchina nello Sciacca. Presumibilmente non ci sarà nessun altro cambio. C'erano 2 palloni in campo. L'arbitro ha fatto interrompere l'azione, anche se il secondo pallone era praticamente uscito. Gonzales, De Morra, insiste il Geraci, pallone per Pineschi, serve Scalisi accanto a lui. Pallone ripreso da Cassero, il tocco di Samuel Golino per King, scivolata di De Morra, fallosa, cartellino giallo. Bravo sei! Quarto minuto della partita, il terzo nel Geraci. Tacco di Pineschi, era già uscita. 2 minuti più recupero, ci sarà un cambio alla fine per lo Sciacca. Ogbonda però è costretto a fermarsi nuovamente. Rialzato adesso dai compagni. Letteralmente le ultime fatiche di una lunga stagione. Si va adesso con il cambio. Esce Gracci. Entra Filippo Puccio al suo posto, classe 2008, con la numero 9 sulle spalle. Responsabilità enorme, anche se per pochi minuti ormai. King allarga Concialdi, decide di fermarsi perché c'è un compagno a terra, giustamente.
Si è dovuto fermare momentaneamente. Fricano non ce la fa. Altro cambio nello Sciacca. Esce dunque Fricano. Al suo posto Tomasi. Dicevamo invece prima di Puccio. Oggi è il suo debutto tra i grandi. Tra l'altro oggi è stata la sua prima convocazione in prima squadra. Sicuramente non dimenticherà questa giornata. Ormai siamo dentro il tempo di recupero. Con il Geraci che ha sfiorato il gol dell'1-2. Prima con Giovagnoli, ha scheggiato il palo, ma soprattutto con Pineschi davanti la porta. Non è riuscito a spingerla dentro su assist di Fernandes. Altro cambio nello Sciacca, li sta esaurendo praticamente tutti adesso. Angelo Galfano, esce Iraci al suo posto, Russo. Non giocava da un po', dato che l'ultima presenza sua è datata a 9 marzo, la trasferta a Bagheria contro l'Aspra. Lo Sciacca vinse 4-2. Dopodiché 4 panchine senza mai subentrare per il classe 2004. Lopizio, altro passaggio rischioso. Barbagallo palleggia e manda via al volo, soltanto che è un regalo per King. Concialdi resiste, in mezzo a due stava passando, c'è il recupero di Giovagnoli. Gonzales, un po' di spazio per il Geraci, pallone allargato proprio da Giovagnoli, si mette davanti con il corpo Baiata, Giovagnoli resiste, la mantiene anche in campo, passaggio di Baiata ma per Gonzales. Si inserisce l'Argentina, ancora Gonzales, a solo di Gonzales, il passaggio per Fernandes, il gol del Geraci che accorcia le distanze, sono 9 in campionato per Marcio Fernandes, e quantomeno regala una gioia ai propri tifosi. 2-1 al 94esimo. Si è incuneato Gonzales fino in fondo, ha servito Fernandes, il portoghese non ha sbagliato. Attenzione adesso, Scalisi, De Morra, ci crede Geraci, colpo di testa mancato da parte di Fernandes, c'è però fallo in attacco. Fernandes ha ricevuto anche una botta nel contrasto con Grotta. Piccolo brivido per lo Sciacca. È sempre 2-2 invece tra Castellammare e Super Giovane Castelbuono. Siamo al secondo minuto di recupero. Un pochino più avanti qui a Geraci Siculo. Ancora Gonzales a vincere i duelli. Ce la fa ad allargarla Fernandes.
Non c'è calcio di rigore, c'è fallo in attacco ai danni di Russo. Tutto a posto per l'arbitro. Con questa punizione battuta da parte dello Shaq, l'arbitro lascia correre. Ha guardato poco fa il cronometro, siamo nel 7° minuto di recupero. Ma arriva adesso il triplice fischio ufficiale. La vittoria dello Shaq in casa del Geraci 2-1. Grazie alle reti di Fricano e Baiata. Alla fine è risultata inutile quella di Fernandez al 4° di recupero. Geraci che ha lamentato un pochino un possibile calcio di rigore proprio poco fa per cercare la via del pareggio in extremis. Sciacca che dunque il suo compito l'ha fatto, perché ha vinto questa partita, è tornato a fare risultato. C'era stato lo stop contro la Pro Favara in casa, la sconfitta per 4-1, il pareggio a Trapani contro l'Accademia per 2-2. La vittoria mancava dal 7 aprile in quel di Casteldaccia, sempre con il risultato di 2-1. Geraci che invece torna a perdere dopo 5 risultati utili consecutivi, ovvero una vittoria e 4 pareggi. Gli applausi del Santissima Trinità verso il Geraci, che comunque il proprio obiettivo stagionale lo ha raggiunto, e finale anche a Castellammare del Golfo è finita 2-2 tra Castellammare e Supergiovane Castelbuono. Dunque il 4° posto se lo va a prendere il Castellammare a 47 punti, a pari punti con lo Sciacca, che però è in svantaggio negli scontri diretti con i trapanesi. Supergiovane che chiude al 6° posto con 45. Il Geraci invece resta a 33 punti, a +2 dalla zona playout. La probabilità di non farli è abbastanza alta, lo scopriremo domani con il resto del programma di quest'ultima giornata del girone A di eccellenza siciliana. È tutto dal Santissima Trinità, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.